Buongiorno a tutti, ciao caro amico Emanuele, mi dispiace non essere oggi a rappresentare il Consiglio regionale alla presentazione appunto del tuo libro come vicepresidente, ma mi trovo a Milano e quindi purtroppo non posso esserci, però ci tenevo a fare questo video, magari anche breve, però diciamo sottolineare l'importanza di quello che tu stai facendo, di rappresentare una politica di destra o comunque dei ideali diversi da quelli che ci sono stati, diciamo così, forse anche imposti. E la presentazione appunto del tuo libro, l'inganno della libertà, in realtà lo condivido perché chi usa oggi la carta di credito non è più libero, perché quando fa uno la strisciata, cosa che io non faccio, perché non uso la carta di credito, è controllato da quelle grossi multinazionali che poi, con la loro media, con i loro contatti, con quello che sanno, come vengono utilizzati questi strumenti così importanti, secondo loro, riescono a capire quello che uno compra e quindi vi martellano continuamente su cosa dovete comprare e su quello che dovete fare. Questa non è libertà. E anche credo l'amico russo che ha fatto la prefazione del tuo libro, quindi lo storico filosofo Dugin, me lo sono letto perché potrei anche sbagliare il nome ovviamente, sottolinea questo passaggio che forse non ci stiamo rendendo conto. Anche usare il cellulare a volte, cliccare su Google dà la possibilità a quel Google di controllare cosa stiamo facendo. Qual è il vero problema? Che oltre a controllare e a ridurre la libertà di noi cittadini, di noi che vogliamo vivere sereni liberi, riducere questa libertà, ma soprattutto molte di queste multinazionali hanno la loro sede fiscale non in Europa, in certi posti dove non si pagano le tasse e penalizzano anche l'economia e riducono l'economia del nostro territorio. Quindi la libertà è una libertà non completa o forse non completamente vera. Stiamo attenti su quello che ci impongono, cerchiamo di leggere i libri di Emanuele, dell'amico Franz appunto, che ci spiega e forse ci fa capire dei passaggi che fino ad oggi non ha voluto farci conoscere. Ti ringrazio della possibilità di aver fatto questo video, chiaramente di portare il messaggio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Vi saluto a tutti, buona conferenza, buona presentazione del libro.